Agrigento fuori d'Italia, i sindaci vogliono strade, aeroporti, ferrovie, adesso, subito. Questo è uno degli slogan che i sindaci della nostra provincia hanno manifestato stamani a Roma contro le ristrettezze dei fondi europei, del recovery plan, stabiliti al 68% dall'Europa, praticamente arrivati al 40%. Agrigento prima come lettera dell'alfabeto, ma ultima per le infrastrutture. Tra le promesse non mantenute anche il completamento dell'anello autostradale Castelvetrano-Agrigento-Gela, più volte annunciato. Siamo venuti dalla provincia di Agrigento, il quarto sud rispetto a tutto. Siamo primi come lettera dall'alfabeto, ma ultimi in tutto. Noi vogliamo assolutamente colmare questo divario che ci separa dal nord e lo possiamo fare iniziando dalle infrastrutture. Se noi in Sicilia continueremo ad avere queste strade e queste ferrovie, non possiamo andare da nessuna parte. Ecco perché i sindaci, stanchi, rivendicano con forza la volontà di protestare per avere risorse e mezzi. Siamo a Roma tutti i sindaci per chiedere che il governo nazionale metta le risorse per la provincia di Agrigento, perché anche la provincia di Agrigento fa parte dell'Italia. Chiediamo le risorse per la chiusura dell'anello autostradale e per le infrastrutture della nostra provincia e del nostro territorio. Tutti i sindaci della provincia di Agrigento siamo qua a testimoniare e vogliamo un impegno concreto da parte del governo Draghi per un'opportunità che è storica, quella dei fondi FAOND, che ci può dare l'opportunità di uscire dalla marginalità territoriale, di uscire dalla classifica degli ultimi in Italia, dell'ultima provincia d'Italia. Chiediamo infrastrutture, chiediamo aeroporti e chiediamo strade. Siamo oggi a Roma tutti i sindaci della provincia di Agrigento per rappresentare e chiedere con forza al governo nazionale che metta a disposizione le risorse per poter effettuare le infrastrutture che sono necessarie, perché da troppo tempo la Sicilia, in particolar modo la provincia di Agrigento, è stata lasciata da parte.